Arrivano da tutta Italia, dall'Europa, da tutto il mondo. Oltre 20.000 preghiere ai defunti sono giunte al Messaggero di Sant'Antonio. Pensieri che al termine della messa solenne del 2 di novembre verranno portate da padre Giancarlo Zamengo sulla tomba di Antonio. Ogni anno raccogliamo migliaia di intenzioni, di ricordi, di nomi che depositiamo alla tomba del santo proprio il 2 novembre nel ricordo di tutti i nostri cari defunti, di questa nostra grande famiglia antoniana. Tante le storie, quella di Mario, per esempio, che ha scritto per la moglie defunta, molto devota al santo, non vivendo a Padova, ha pensato di inviare la sua preghiera in basilica. Sant'Antonio diventa così uno strumento per far arrivare i suoi pensieri. Sono momenti che fanno pensare, momenti da una parte un po' tristi, però anche di gioia, di speranza, di luce. La luce è rappresentata anche da questa piccola candela che poi noi inviamo ai nostri amici, associati a Sant'Antonio e alla sua basilica in tutta Italia. Tanti fedeli che pregheranno in basilica in questi giorni, così come saranno a migliaia le persone che si recheranno nei cimiteri per una preghiera ai propri cari. I defunti sono i nostri santi, le persone, i nostri cari ci indicano sempre la strada del cielo, per questo penso un appuntamento bellissimo dell'anno, al di là che lo viviamo poi nel dolore e nel ricordo, però la loro presenza che ci accompagna sempre nel nostro cammino ci aiuta anche a guardare sempre in alto, in cielo al Signore, e ne abbiamo bisogno.